Sesta corsa dal Savio, centrale della serata, ritirati Babilonia Baba e Bogotà B. Lo schieramento 1 Borea SL, 2 Butterfly Horse, 3 Belize Jet, 5 Beatrice Matto, 6 Bandiera del Sile. In seconda linea 7 Beren, 8 Baltimora Trio, 10 Belen Cis. Favore in chiusura per Borea SL numero 1, alternativa principale Belize Jet numero 3, poi Belene Cis numero 10. Macchina intanto che accelera, andiamo in partenza veloce. Belize Jet supera Borea SL, mentre rimane all'esterno Butterfly Horse, che poi trova posizione, e così allo scoperto ci rimane Bandiera del Sile. Guida dunque Belize Jet sulla piegata e completa i primi 200 in 14,7, Borea SL in scia, poi Butterfly Horse. All'esterno invece Bandiera del Sile, via via le altre, con primi 400 metri che Belize completa in 29,5. Ora all'esterno si avvicina Bandiera del Sile, che raggiunge in terza posizione Butterfly Horse, punta dritto, raggiunge Borea SL, che rimane in scia a Belize Jet dopo i primi 600 in 45,3. Davanti alle tribune Belize Jet in vantaggio davanti a Borea SL, affiancato ora da Bandiera del Sile. Al largo si impegna anche Baltimora Trio con in scia Belene Cis, mentre in quarta posizione lungo la corda c'è sempre Beatrice Matto. Tanto un minuto per gli 800 e chilometro che Belize Jet completa in 1:15,2. Sempre protesa all'esterno Bandiera del Sile, che a 500 dalla conclusione cerca di avvicinare Belize, che allunga. Alla corda c'è in agguato Borea SL. Intanto cerca di venire via Baltimora Trio. Siamo al paletto dei 400 finali, il parziale in 14,6, con lo scatto di Baltimora Trio in terza ruota. Supera Bandiera del Sile e avvicina Belize Jet. Baltimora Trio scatta decisa sulla curva conclusiva. Borea SL invece dovrà attendere probabilmente l'open stretch. Baltimora all'attacco di Belize Jet, lo scatto di Borea SL all'interno. Borea SL lanciata all'interno, a centropista Baltimora Trio, ed è nel finale ancora Baltimora Trio che riesce a prevalere nei confronti di Borea SL. 1:14,8. Andiamo a rivedere il finale con Belize Jet che cerca di mantenersi in vantaggio. All'interno però c'è Borea SL, all'esterno Baltimora Trio, che Marco Stefani porta a un successo di precisione, ma davvero molto molto meritato, perché ha corso in seconda pariglia esterna Baltimora Trio, è venuta via ai 400 finali e in retta ha saputo ancora resistere all'assalto interno di Borea SL, che conquista così il secondo, mentre Belize Jet dovrebbe essere terza davanti a Beatrice Matto, ma questo era naturalmente l'ordine d'arrivo ufficioso.